Sono la prima firmataria, sono Angela Motta, sono consigliera regionale. Accanto a me ci sono i miei colleghi parlamentari, loro sono stati molto più bravi di quanto siamo stati noi in Consiglio regionale a presentare una proposta di legge parlamentare invece bipartisan, dall'onorevole Osvaldo Napoli del PDL, Giorgio Merlo del Partito Democratico, Gianni Rammetti dell'API e poi abbiamo l'associazione che è stata un po' la promotrice già nella scorsa legislatura per quanto riguarda la regione Piemonte di sostegno, di sollecitazione affinché ci fosse una proposta di legge che tutelasse la lingua piemontese, l'associazione educativa piemontese, che poi vi parlerà di un'iniziativa importante che farà l'anno prossimo il Consiglio regionale. I rappresentanti dell'associazione sono tanti, magari poi si presenteranno e li saluteremo, chiederemo anche a loro di intervenire brevemente sul perché hanno voluto fortemente questa legge. Come dicevo, questa proposta di legge era già stata presentata alla Regione Piemonte nella scorsa legislatura, ma non c'era stata un'approvazione e c'era stata una procedura da parte del stesso governo nazionale, il governo nazionale che ha come caposaldo, come punto di chiamata del partito di Lega Nord, che è per la tutela del territorio, per la tutela del piemontese, ma che poi in sede nazionale non ha preso questa proposta di legge. Quindi ci ritroviamo a ripresentarla a livello regionale e a livello nazionale, sperando che questa volta possa essere approvata, anche perché ci riferiamo alla Carta europea, una Carta europea e una Convenzione europea del febbraio del 95, che proprio ha tra le sue ispirazioni quella di tutelare le lingue regionali minoritarie che considera una grande ricchezza culturale e reperibile. Quindi crediamo che questa azione di promozione delle lingue regionali minoritarie sia importante, crediamo che occorra facilitarne la conoscenza anche partendo dalle scuole. Crediamo che oltre naturalmente a una regione che ha non solo il piemontese nella sua tra le lingue parlate, quindi noi naturalmente vogliamo a tutte le lingue minoritarie vengano tutelate, oltre a quella piemontese, dicevo, quella occitana, franco-provenzale e valsa, che sono parlate nel nostro territorio. Avevo visto Marco Begliotta, il collega Chiompiere, se si vuole vedere, che nella scorsa legislatura era capogruppo del Partito Democratico, e dicevo un'azione importante, culturale, che parta dalle scuole e che debba essere sostenuta anche finanziariamente, ma naturalmente, come dicevo prima, chi mi chiedeva quello che deve essere lo stanziamento che avevamo previsto per questa proposta di legge, che per quanto riguarda quella regionale sui 6 milioni di euro, ci rendiamo conto della situazione economica della regione Piemonte, quindi naturalmente non pretendiamo che queste cifre vengano stanziate complessivamente, ma che ci possa essere un piano di intervento triennale condiviso con le associazioni che della lingua piemontese si occupano già da tempo e che con loro si possano presentare progetti da finanziare man mano vengano predisposti e attivati. Quindi dicevo, un piano triennale di intervento deciso e approvato dalla Giunta regionale con una grande e ampia condivisione. L'altra caratteristica di questa proposta di legge è quella che riguarda la toponomastica. C'è l'installazione attraverso contributi agli enti locali di targhe e cartelli che riportano i nomi
di memoria storica. Naturalmente non è che vogliamo cambiare l'onomastica nelle nostre vie, nelle nostre strade, ma vogliamo fare un'azione di ricordo, di memoria importante per quelle località e persone in determinate situazioni. Vogliamo costituire anche un comitato regionale di tutte le comunità storiche del Piemonte proprio per favorire la partecipazione di tutte le comunità linguistiche che, dicevo prima, fanno parte della nostra regione. L'ultima cosa di cui voglio parlare è quella che riguarda la festa del Piemonte. Credo che sia importante proprio per favorire la conoscenza della storia del Piemonte, illustrare i valori di cultura, di costume, per valorizzare la cultura storica, istituire questa festa del Piemonte che noi abbiamo indicato in settembre, che è il giorno dell'anniversario della liberazione di Torino alla sede del 1706. Pensiamo che sia una data importante, pensiamo che sia un momento di riconoscimento anche non solo di festa, ma anche un momento in cui si possano dibattere e possa essere come veicolo per valorizzare, per far conoscere le nostre tradizioni e la nostra lingua. Credo di aver brevemente ma significativamente illustrato la nostra proposta di legge. Lascerei la parola a Gianni Monetti, che è stato con me diciamo, un po' il promotore di questa conferenza stampa condivisa e comune per la proposta di legge. Sì. Intanto io vorrei sottolineare che questa proposta di legge alla Camera non si era mai presentata un'iniziativa di questo tipo, mentre giustamente in Regione questo è il secondo tentativo che riprende il meritorio lavoro svolto nella scorsa legislatura. Noi abbiamo, come vedete nella cartellina, questa è una proposta di legge assolutamente bipartisan, nel senso che oltre il sottoscritto e firmata e presentata dall'onorevole Osvaldo Napoli, che è vice capogruppo alla Camera dei Deputati del gruppo del Popolo della Libertà, dal collega dall'onorevole Merlo del Partito Democratico, dall'onorevole Costa del Popolo della Libertà, della provincia di Cuneo, e dall'onorevole Marco Cangaro di Lanza per l'Italia, dall'onorevole Mancuso, sempre del Popolo delle Libertà novarese, dall'onorevole Poppa. Si sono aggiunte due firme che non vedete nella cartellina, dell'onorevole Bonanno della Lega Nord e dell'onorevole Rosso, sempre del Popolo delle Libertà, eletto nella provincia di Vercelli. Quindi abbiamo cercato di raccogliere un gruppo ampio di parlamentari piemontesi di tutte le forze politiche, perché noi volevamo dare una connotazione il più possibile, diciamo così, trasversale, bipartisan dell'iniziativa. Il senso l'ha già chiarito perfettamente il consigliere Gianamone. Mi pare che noi abbiamo oggi lo Stato italiano già tutela delle lingue minori, no? E quindi le minoranze storiche, che sono le minoranze straniere italiane che vivono da diversi secoli con presenza in Italia, le minoranze germanica, greca, slovena, croata, tedesca, francese, e poi le lingue storiche delle nostre montagne, franco-provenzali, l'occitano, il ladino, sono qui c'è il quadro delle più importanti lingue minori delle lingue storiche, la piemontese. Sul fatto che il piemontese sia qualcosa di più che un dialetto mi pare che ci sia, e non lo devo spiegare agli amici che di questo ne fanno la loro una principale ragione sociale della loro iniziativa dell'associazione Gioventù Piemontese. C'è un quadro, una grammatica, un quadro di riferimento storico linguistico oramai consolidato.